la rassegna stampa di Semivarin, le videopillole, molta altra roba ancora, oltre anche ad avere la possibilità di conoscere un pochettino il palinsesto, chi siamo, i vostri programmi del cuore, quelli che non conoscete bene e che potete ascoltare in replica magari scaricando i podcast e molto altro ancora. 340-670-9659 se volete intervenire attraverso la zappa o WhatsApp anche questa sera, 0292947222 se volete dire la vostra per telefono, quando ve lo dirò io durante l'ufficio cambi. Che dire di più, che io stasera voglio ringraziare e salutare tutti voi. Era il 7 settembre 2020 quando è cominciata questa trasmissione, vi dico, io credevo che non sarei durato più di 15 giorni, ma come mi disse l'ottimo Gianni Macheda, caporedattore in quel di Italia Oggi, non ti preoccupare, tanto poi l'istinto di sopravvivenza ti prende e vai avanti. Beh, devo dire che è stato buon profeta e lo ringrazio anche per questo. Voglio ringraziare Giulio Cainarca che ha scommesso su questo programma, che ha voluto scommettere su questo nuovo programma che all'inizio andava in onda nella fascia mattutina e adesso insomma siamo stati promossi da 2 anni e mezzo, quasi 3, al drive time, che non è una cosa facile. Voglio ringraziare Giovanni Sallusti che avendo ricevuto il testimone da Giulio permette ancora questo triplo salto mortale tutte le sere, fatto senza la rete. Certi giorni è poca, certi giorni sembra troppa. In realtà la verità è che non ne hai mai abbastanza della radio. Questa è una delle poche droghe che sono di libero spaccio e che non causano problemi alla salute. Voglio ringraziare tutte e ciascuno di voi, sia quelli d'accordo che soprattutto quelli che non sono d'accordo. Quelli che ogni sera alle 6:05, quando parte la sigla degli Original Senkai Dambi Lasan, che vuol dire chi te l'ha detto, dicono oddio sta arrivando quello e cambiano canale. Però sappiate che qui insomma vi si vuole bene tutti quanti. Grazie per queste 900 puntate, grazie perché la radio crea una comunità ed è bello sapere che alla vostra tavola, nella vostra vita, nelle cose che fate a quest'ora o che magari ascoltate in replica e così via, un piccolo spazio ce lo siamo ritagliato anche noi. E adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. Oh, allora io questa sera parlo con molto gusto, aggiungerei, con l'onorevole Tiziana Nisini perché c'è un emendamento sulle aziende di moda. Onorevole, io le faccio però una promessa. Lei sta parlando con uno che ha una collezione di 353 cravatte in crescita, per cui a maggior ragione l'emendamento mi interessa. Cosa prevede questo emendamento? Buonasera e bentrovata. Buonasera, e anzi avevamo un appuntamento ieri mattina ma sono rimasta bloccata in commissione proprio per questo provvedimento, ho dovuto saltare il collegamento, però vabbè, ho rimediato stasera, via. Stava lavorando, mica si stava divertendo, ci mancherebbe, quindi non c'è problema. Allora, cosa emendiamo a favore delle aziende di moda italiane? Allora, noi questo provvedimento ha messo a disposizione del comparto moda la cassa integrazione in deroga proprio per sostenere il comparto in questo momento di grande difficoltà, di questa grande crisi che dovrebbe interessarli anche per tutto il 2025. Era una cassa di integrazione che non avevano utilizzato durante il periodo del Covid perché infatti non ne hanno avuto necessità, ma si è reso indispensabile metterla a disposizione ora. Quindi grande richiesta fatta da tutte le associazioni datoriali e sindacali che è stata accolta, recepita dal governo ed è stata messa a disposizione. Quello che abbiamo fatto noi parlamentari in ambito Commissione Lavoro è stata quella di allargare il codice Ateco, quindi inserire una platea di aziende afferibili all'indotto del comparto moda che altrimenti sarebbero rimaste escluse. Di conseguenza sono aumentate le risorse
per l'anno 2024, e proprio ieri mattina, quando mi dovevo collegare con voi, abbiamo approvato un emendamento che estende la cassa integrazione anche per il mese di gennaio 2025, quindi con uno stanziamento di quasi 37 milioni in più di euro a favore dei lavoratori. Molto bene, questa è un'ottima notizia, anche perché la moda italiana ha bisogno di essere sostenuta nel mondo e ha bisogno di essere anche incoraggiata. La moda italiana del resto ha creato veri e propri capolavori. Lei non mi può vedere perché è al telefono. Io per esempio ho una cravatta stasera che arriva direttamente dagli anni del boom, dal 1965, ed è Interital, un tessuto che fu sviluppato proprio in Italia per la moda del boom. Quindi ci auguriamo che ci sia una nuova moda con nuovi tessuti e nuove possibilità anche economiche, per portare ancora più in alto la moda italiana e lo stile degli italiani, che credo non sia secondo a nessuno, anzi. Ah, no, è prima di fatto tutti. Noi abbiamo delle eccellenze riconosciute a livello mondiale. Io parlo per tutto il territorio nazionale, ma in primis per la Toscana. Il 40% dei lavoratori sono occupati nel comparto moda. Poi io vivo nel territorio aretino e nel Valdarno aretino si concentrano le griffe più importanti. Un occupato su 4 è nel settore moda. Quindi è al di là delle griffe mondiali che vanno salvaguardate, ma va salvaguardato tutto l'indotto, va salvaguardata l'occupazione, che per il nostro territorio è essenziale. Quindi questa cassa integrazione è una grande boccata d'ossigeno, l'allargamento con i nuovi codici Ateco è una ulteriore boccata d'ossigeno e un aiuto a tante altre aziende. Ovvio è che l'impegno del governo non si può fermare qui, nel senso che il problema non sarà risolto a gennaio, ma va fatto una sorta di osservatorio, perché come si dice sempre il mercato del lavoro va velocemente, con più evoluzione, quindi i problemi di oggi non saranno i problemi di un mese a venire, e quindi ci deve essere un contatto con le associazioni di categoria periodico e una sorta di osservatorio proprio per capire come si muove anche la crisi nel comparto. Certamente. Senta, onorevole, quali sono ora i suoi prossimi impegni prima, diciamo, della pausa natalizia? Beh, adesso settimana prossima verrà licenziata alla Camera la manovra finanziaria, quindi saremo tutti impegnati in manovra finanziaria e poi continueremo a lavorare sui territori, ascoltando le categorie, ascoltando le persone, quel lavoro che accompagna l'attività parlamentare, che è un po' il mood di noi leghisti. Esattamente. Ed è, aggiungerei, anche l'essenza stessa della politica, la famosa politica da strada, quella che si fa in mezzo alla gente, non con proclami social o altro. Si fa de visu, con le critiche, con gli applausi, con i fischi e con tutto quello che la politica è e può essere. Esatto, è vero, concordo. Allora, io la ringrazio molto del suo tempo e insomma, buon lavoro e al piacere di risentirci presto, dunque. A presto, a presto. Grazie ancora. Buona Sigla. serata a voi. Buonasera. Qui Parlamento. Oh, e allora, ringraziando l'onorevole Tiziana Nisini, insomma, mi raccomando, comprate se il più possibile italiano, Buy Italian. In America hanno quegli adesivi, bumper stickers, gli adesivi quelli che si mettono al paraurti e ci scrivono sopra Buy American. Ecco, Buy Italian, comprate italiano che è meglio. Va bene, allora adesso intanto buonasera Lawrence, ben trovato, buon lavoro anche a te. Cavolo, 900 puntate, ci sei pure tu, direi che non hai mancato l'appuntamento con la storia, mi verrebbe a dire, ma quale storia, ci mancherebbe pure. Va bene, se sei pronto, però è il momento di Diritto e Rovescio con Pierluigi Magnaschi. Da 2 anni Putin e i suoi reggicoda al Cremlino minacciano di sganciare le bombe atomiche non solo contro l'Ucraina, ma anche
contro l'Occidente che la sostiene. Non si è mai visto nulla di simile perché, al contrario dei media occidentali che rilanciano le minacce del Cremlino come se fossero credibili o possibili, se un paese lanciasse le sue bombe atomiche, fosse anche in grado di distruggere il continente attaccato, poi dovrebbe subire le bombe atomiche che i sommergibili del paese distrutto ha in giro per il mondo. È il famoso equilibrio del terrore che ha retto per 70 anni, fin dai tempi terribili della guerra fredda. Ma Putin ha l'equivalente della bomba atomica che non può sganciare. Sono le centinaia di migliaia di bombe e di missili con le quali ha raso il suolo, letteralmente, la Cecenia, gran parte della Siria e oggi gran parte dell'Ucraina. Con mezzi tradizionali e pretendendo di non essere contrastato dai paesi colpiti, Putin ha già fatto le sue Hiroshima nel silenzio del mondo occidentale, come succede oggi in Ucraina, che può essere colpita dovunque senza che l'Ucraina possa rispondere sulla Russia, se non recentissimamente e con molti limiti. Parole sante quelle di Pierluigi Magnaschi, anche perché è molto facile combattere quando l'altro non ha il diritto di rispondere o non ha le armi per rispondere, o ha dei limiti alle armi che usa per rispondere. Così siamo tutti bravi. Come quello che nel mio condominio un bel giorno si presentò, aveva gli occhiali, cominciò a tirare uno schiaffo l'uno e non mi puoi alzare le mani perché io ho gli occhiali. La prima volta, la seconda volta, la terza volta, alla quarta gli facemmo una faccia così. Così è la vita che dobbiamo fare. Va bene, noi adesso ce ne andiamo in pausa, ci auguriamo ovviamente che con l'arrivo di Donald Trump questa guerra finisca, perché sarebbe anche ora, e ci auguriamo ovviamente un futuro di pace che credo sia interesse di tutti quanti e credo che su questo si possa convenire tutti assieme. Benissimo, noi andiamo in pausa e poi torniamo con Epos di Gabriella Ronza. Stasera la nostra Gabriella, parlando di epica, si pone una domanda. Viviamo tutti allo stesso modo? A saperlo, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sono virali sui social alcune scenette comiche in cui si riprendono episodi di vita quotidiana e nei commenti la maggior parte delle persone scrivono viviamo tutti la stessa vita. Che cosa intendono quindi? Viviamo davvero tutti la stessa vita? Per Jung a legare tutti gli esseri umani è l'idea di inconscio collettivo. L'inconscio collettivo contiene archetipi, modelli ancestrali di pensiero e comportamento, simili tra tutti i popoli in ogni tempo. Sono archetipi che influenzerebbero le nostre esperienze, i nostri sogni e le nostre relazioni. Si tratterebbe di una stessa vita a livello più profondo e inconscio. I miti da questo punto di vista sono esemplificativi, contengono temi e simboli simili pur in culture diverse, come il tema dell'eroe, della madre, della morte e della rinascita. I miti sarebbero in questo senso manifestazioni dell'inconscio collettivo, che ci aiutano a muoverci nel mondo e nella nostra esistenza. L'idea di coscienza collettiva si allaccia a quella di interconnessione. Siamo tutti interconnessi e le nostre esperienze individuali sono influenzate da quelle altrui. Ciò ha avuto e ha una massima espressione nel modo stesso in cui funzionano i social, che hanno la capacità di ripetere a larga risonanza particolari delle vite di ciascuno, che sembrano coincidere con quelle degli altri. Viviamo tutti la stessa vita ci dà l'idea di una connessione profondissima con gli altri, che va anche oltre l'idea di comprensione ed empatia. L'autore latino Publio Terenzio Afro scrisse: sono un essere umano, niente di ciò che è umano è estraneo a me. Siamo partiti dalla comicità, però, e naturalmente il comico di per sé parte da bagagli di esperienze condivise per generare la risata, ma è ovvio che spesso si può scadere in generalizzazioni eccessive. Anche se le esperienze possono sembrare simili,
è il modo in cui ci rapportiamo a esse che fa la differenza. In realtà sono vissute in modo diverso rispetto alla nostra fragilità, alla nostra emotività, il nostro vissuto. Molto spesso nel comico le cose sono enfatizzate, esagerate per motivare la risata, e anche se noi abbiamo vissuto quelle esperienze in un modo molto più semplice, meno significativo, ci sentiamo comunque toccati da quell'esagerazione. A volte, d'altronde, pensiamo di aver vissuto certe cose nella nostra vita, esperienze che la maggior parte del gruppo sociale in cui ci troviamo condivide, in realtà non le abbiamo mai realmente vissute, o almeno non così. Questo si può collegare a una sorta di effetto Mandela, fenomeno psicologico in cui un certo numero di persone ha o condivide un falso ricordo di un evento in realtà mai accaduto, o accaduto in un modo un po' diverso. Questo determina una revisione culturale di certe cose, che può valere anche nella nostra vita, soprattutto se si tratta di ricordi molto lontani nel tempo. Quindi, riassumendo, viviamo tutti la stessa vita? Condividiamo esperienze simili dovute alla nostra stessa condizione di esseri umani. Ma il modo in cui le viviamo è del tutto peculiare e individuale, e quell'unicità di cui tutti parlano resta valida. Se vi va di confrontarci su queste idee, lasciate un commento al video. Se quello che pubblico vi piace, vi interessa o vi incuriosisce, vi prego invece di lasciare un like o di seguirmi. Intanto io vi saluto e ci vediamo qui nel prossimo video. Ciao! Va ora in onda Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa, con Carlo Cambi. Andare, camminare, lavorare, andare a spada tratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati. Niente scoramenti, andiamo a lavorare, andare, camminare, lavorare. Il vino contro il petrolio. Grande vittoria, grandissima vittoria. Andare, camminare, lavorare. Il meridione rugge, il nord non ha salite, niente paura. Di qua c'è la discesa, andare, camminare, lavorare. Rapide fughe. Andare, camminare, lavorare. I prepotenti tutti chiusi a chiave. I cani con i cani nei canili, le rose sui balconi, i gatti nei cortili. Andare, camminare, lavorare. Andare, camminare, lavorare. Dai! Lavorare! La linea, fangala. Le 18:36 minuti sulle magiche ode Radio Libertà per questa puntata numero 900 di Zoom, e io non potevo trovare compagno di merende migliore per festeggiare questo risultato dopo aver ascoltato la nostra Gabriella Ronza. Eccolo qui, l'immenso Carlo Cambi. Carlo, buona parte di queste puntate te le sei fatte pure tu, eh? Ne hai avuta pazienza. Però io non ce l'ho d'oro. Il microfono. Ho capito, però tanto. E poi se te 900 io Bertolucci, allora. Ecco, mi sembra un'ottima idea, mi sembra un ottimo aggancio e un'ottima saga, aggiungerei. Vabbè, o anche 900 Tornatore, scusami. O anche 900 Tornatore, la leggenda del pianista sull'oceano. Ma come no, certo. Siamo perfettamente, anzi forse più bello 900 di Tornatore che quello di Bertolucci. Detto questo, però, che te volevo dire? Andare, camminare, lavorare. Esatto, io sono vorrei... lieto che la tua Alfa Romeo sfrecci per le autostrade della Brianza, intemorendo ogni qualsiasi autoveicolo, moto. Vedo che ti informi bene. No, in caso mi arrivano verbali dalla polizia stradale. No, era nel rispetto delle regole, era un sorpasso perfettamente regolare, fatto a freccia alzata come si faceva negli anni 70. Il mitico sorpasso a freccia alzata, scusami.
Poi c'è il corollario d'Anna, cioè la buonanima di mio padre aggiungeva: certe volte io alzavo la freccia 30 secondi e sorpassavo tutta la fila, ma alle volte non avevo bisogno manco di alzarla. Siccome anche tu mi pare che sei di questo culto, e allora mi sa che il corollario si applica pure a te, o sbaglio? Io penso che il codice della strada andrebbe applicato solo e esclusivamente a chi ha la multipla o guida col cappello in testa. Che Dio ti benedica e ti doni 1000 anni in ottima salute e pieno di soldi. Io non capisco perché. Se io mi voglio ammazzare con la macchina mia, non posso fare come mi pare. Cioè, è una cosa più forte di me. Cioè, io non lo so. Cioè, ma l'hai presente quando te vai in autostrada? Sì. No? E c'hai quello in corsia di sorpasso che va al 96,4 e quando comincia a sorpassare il camion scala la marcia perché così gli hanno detto a scuola guida e lo sorpassa a 82 mentre il camion fa 81,800 e tu te fai da Bustarsizio a Venezia aspettando che questo rientri. Cioè, è una roba che a me cioè, mi viene un intorcinamento. Infatti sono un uomo molto cattolico perché in quel momento tutto il rosario. No, ma Carlo, guarda, non c'è bisogno di andare sulle autostrade. La migliore di questa mattina. Esco per andare alla stazione, quindi 1 chilometro di strada, giro l'angolo, velocità meno di 30 all'ora perché c'è uno stop qua davanti e me la trovo davanti. Lei, 80 anni, bicicletta rossa da donna, che cammina in controsenso e tra poco mi viene addosso, mentre parla al telefonino. Ora, io vorrei capire, no? Ci avete fatto la predica che la velocità ammazza e io in linea di principio potrei anche essere d'accordo con voi a determinate condizioni perché in Germania ci sono le autostrade senza limite e non si ammazza nessuno, forse perché vengono preparati a guidare su quelle autostrade, no che qua ti buttano lì e poi trovi appunto il rincoglionito a 90 all'ora che sorpassa quello che viaggia a 89. Perché tu stai arrivando magari da dietro a 120, no a 180 e devi inchiodare o comunque devi piantare una bella frenata. Ma detto ciò, la vecchia che a 80 anni con la bicicletta ti viene incontro contromano mentre parla al telefono, ecco, quella che cosa meriterebbe dal punto di vista legale? E non lo so. La sospensione da dentiera. Cioè, perché voglio dire, io non ce l'ho con i ciclisti, attenzione, i ciclisti sono delle persone dignitose che hanno scelto... Scusami un attimo. Moment. Poi ci sono i ciclostronzi, che sono quelli che con la bicicletta sono convinti di fare tutto. I ciclisti sono persone dignitose che insegnano una mobilità seria. Tu mi devi spiegare dov'è che ha sbagliato Darwin. Perché se i pinguini vanno in fila uno dietro l'altro, se gli elefanti vanno in fila uno dietro l'altro, se addirittura i pecore vanno in fila uno dietro, perché il ciclista deve andare in gruppo a 11 km all'ora, occupando, se ci sono 4 carreggiate, 8 carreggiate? E tu non puoi giocare a bowling col ciclista, anche se ti verrebbe. No, ma quello non è essere ciclisti, quello è essere stronzi, che è diverso. Perché è gente che sol perché ha la tutina del Gay Pride e va con una bicicletta che costa 10.000 euro perché è fatta di fibra di carbonio e quant'altro, crede di avere il diritto di occupare tutta quanta la strada fottendosene delle regole, perché non è il primo che io sorpasso e allunga la mano apposta, la tira fuori perché se no non gli tieni il 1,5 metri di distanza e ti fa sto gesto all'improvviso. Diciamoci anche questa cosa qua, però che se tu per caso fai notare alla polstrada che quelli intrazzano il traffico, vieni maltrattato. Vabbè, lasciamo perdere. Torna a ripetere, un conto sono i ciclisti e un conto sono gli altri. Tanto il problema non si pone perché il nostro Matteo Salvini ha detto che almeno l'aumento delle multe per tutto il 2025 è congelato, giusto? Meno male.
ha detto il quale ministro delle infrastrutture secondo me farebbe bene a rivolgersi alla Corte di Giustizia europea, perché oggi il TAR, fra l'altro in composizione monocratica, ha detto una cosa che a me francamente ha lasciato basito e vorrei introdurre, se mi consenti per un attimo, un tema che mi... Io lo so che tu c'hai sempre questi doppi sensi che... Ah, io? Sì. Ora la psicologa ti spiegherebbe che questa tua affermazione, come dire, nasconde, cioè, vabbè, nasconde una latente eterosessualità. E quindi un'ambizione... È brutto essere eterosessuali, Carlo. Ma tu te lo ricordi Mero Generosa? Me la ricordo, sì. La Marchesini quando faceva la sessuologa, ragazzi, cioè bisognerebbe rimandarla. Straordinaria, straordinaria. Quando faceva ed è una cosa. No, volevo introdurre un tema molto importante invece. Dimmi. Ho assistito oggi a 4 pronunciamenti della magistratura sconcertanti. Primo riguarda la precettazione, che non si capisce perché. La cosa straordinaria è la motivazione che do al TAR. Siccome il disagio atteso da un giorno di sciopero del trasporto rientra dentro la normalità dei disagi, allora la precettazione si può fare. Ma di mortacci tua, ma qual è dove sta la normalità del disagio? La normalità è l'assenza di disagio. No, ma io provo... Cioè, ma tu ti immagini arriva un tedesco, un inglese, un americano, no? Vuole prendere il treno, trova sto bordello e tu gli dici che rientra nella normalità dei disagi. Voglio vedere quello che ti dice. Ma ti dirò di più, come già è capitato una volta, ti ricordi, quando parlavamo delle prove contro i giornalisti, eccetera, eccetera. Sì. Ma se io oggi sono un avvocato penalista e mi trovo di fronte a una magistratura della Repubblica Italiana che dice che esiste una normalità del disagio, la prima volta che mi chiedi dei danni, io ti ribatto che a norma di giurisprudenza di questo paese esiste la normalità del danno. Certo. Io veramente rimango è il danno che crea il disagio. Avrei capito se il TAR si richiamandosi all'articolo 41, 40 o 41, mi ricordo più se è 40 o 41, vabbè, 40 richiamandosi al 40 della Costituzione, che dice che lo diritto di sciopero è sacrosanto purché si faccia all'interno delle leggi. Delle leggi che lo regolano. Avrei capito che richiamandosi alla Costituzione il TAR avesse detto: secondo noi quel diritto di sciopero è prevalente rispetto al diritto del passeggero ad essere trasportato, e dunque per uno sciopero che è proclamato all'interno degli orari giusti, quindi che non è selvaggio, che non determina un vulnus agli altri diritti, e poiché esiste un diritto costituzionalmente rilevante che è quello del diritto di sciopero, anche se poi esiste un altro diritto costituzionalmente rilevante che è quello previsto, mi pare, dal 12 o dal 13, che è la libertà all'interno del territorio della Repubblica, eccetera, eccetera, di viaggio, eccetera, eccetera. Vabbè, il 13 perché il 12... No, non è nemmeno il 13, perché il 12 è la bandiera. Comunque andiamo avanti. No, vabbè, il 13, 15, vabbè, comunque all'interno dei primi 20 articoli sì. la libertà di stabilimento. Detto questo, avrei capito, ma che tu mi dia come motivazione il fatto che esiste una normalità del disagio e che questo sciopero quindi non la travalica, cioè io divento matto, ok? Seconda cosa, la Cassazione che si pronuncia sull'autonomia, sostenendo che il referendum ha diritto di essere perché, ancorché esistendo una pronuncia della Corte Costituzionale che, come sai, ha ampiamente disboscato il testo Calderoli, noi ammettiamo
di fare un referendum su una legge che la Corte Costituzionale ha per metà ammesso. Quindi un referendum su che cosa? Su un lacerto. Su che cosa? Su che cosa? Su una massa informe, giuridicamente parlando, perché deve essere ancora messa a punto dal Parlamento. Su una norma che viene sottoposta a referendum essendo già stata sottoposta a giudizio costituzionale. Non c'è questa cosa, non mi torna. No, nemmeno a me. Perché fra l'altro quel referendum è stato chiesto prima del pronunciamento della Cassazione, scusami, della Corte Costituzionale, quindi teoricamente gli interrogativi posti dal quel referendum, che peraltro ha dei profili di incostituzionalità, perché in larga misura diventa un referendum propositivo, non abrogativo, per come sono formulati gli interrogativi, ma questo dovremmo fare una trasmissione apposta. Comunque la Cassazione dice, vabbè, siccome è una roba che riguarda il governo di centrodestra e in particolare riguarda la Lega, è tutto ammissibile. Terza cosa, dice Calderoli, il dispositivo della Cassazione su il referendum è arrivato prima a Repubblica che a me. Domanda. C'è qualcuno che immediatamente delle solerti procure della Repubblica ha assunto l'obbligatorietà dell'azione penale e si è chiesto se e in che misura vi fosse una violazione delle procedure? No. Ultima cosa, e prendo ad esame una roba che mi fa rabbrividire. Una collega giornalista, ma non perché è collega giornalista abbia un titolo superiore, una donna che oltre ad aver subito il dolore privato di sentirsi offesa dal marito nei suoi propri effetti, bla bla bla, si trova sbattuta con una telefonata del tutto privata in prima serata sulla Rai e non c'è un'anima delle femministe, della sinistra, di quelli che difendono la privacy, non c'è uno, a parte il sindacato nuovo nato dall'interno della Rai, che ha detto è una barbarie. Ci sono 2 procure della Repubblica che pare che indaghino, ma su esposto del difensore di San Giuliano, senza domandarsi se quella telefonata faccia o non faccia parte di un fascicolo d'inchiesta e senza domandarsi se quella telefonata uscita dal fascicolo d'inchiesta prefiguri o no il reato di violazione di segreto. Con un'ulteriore ipotesi, che sia la signora Boccia che ha registrato quella telefonata e che l'ha divulgata. Il che esporrebbe la signora Boccia immediatamente ad un'imputazione. Succede niente di tutto questo? No. Domando. Ma se invece di essere un ex ministro del centrodestra trattavasi di un assessore comunale del centrosinistra in un comune al di sotto dei 5.000 abitanti, che cosa sarebbe accaduto? L'eterna lotta contro il fascismo e lo sputtanamento e l'uso della TV per scopi privatistici. Allora mi chiedo, è evidente o no che in questo paese esiste una concertazione su più fronti, orchestrata da un ordine e non da un potere, che dovrebbe aver giurato fedeltà alla Repubblica, che si pone in netto contrasto col potere esecutivo e col potere legislativo? E per quale motivo nessuno in questo paese pone il problema della continenza dell'azione della magistratura? Ce lo potrebbe dire il Presidente della Repubblica, che ultimamente parla di qualsiasi cosa. Tu mi vuoi vedere morto?
No, io te l'ho detto, devi campare almeno altri 1000 anni in ottima salute. Quale morto? Amore mio, non esiste che nelle monarchie si parli male del monarca. Ma questa non è una monarchia, ringraziando Dio. Ancora dovrebbe essere una repubblica parlamentare, non Ma la presidenziale. domanda che io mi pongo e che pongo ai nostri radioascoltatori e alle nostre gentili radioascoltatrici è, ora a parte della battuta, cioè vuol dire, senza andare a scomodare il Presidente della Repubblica, ma è possibile che i politici, indipendentemente dalle giacchette che hanno addosso, non avvertano il rischio di essere messi tutti sotto commissariamento da questa montante ondata di protagonismo dei magistrati, che evidentemente non riguarda più solo le procure, ma riguarda l'ordine giudiziario in quanto tale, perché se la Cassazione civile, se i tribunali amministrativi, se la Corte dei Conti, se il Consiglio di Stato, che poco hanno a che fare col diritto penale, si schierano come un potere di esecuzione a boicottare tutte le leggi e tutte le iniziative del governo, ci sarà un problema, sì o no? E la domanda che faccio io è: ma quando Giuseppe Conte per DPCM ha sequestrato un'intera nazione, non esisteva la possibilità che qualche TAR mettesse in discussione questa roba? No, perché se si può mettere in discussione la volontà di un ministro di precettare uno sciopero, peraltro indetto da un Comas, sul quale bisognerebbe, questo sì, a norma dell'articolo 39 della Costituzione, domandarsi se è un sindacato effettivamente rappresentativo e in che misura lo è, un TAR si permette di dire che il provvedimento del ministro è privo di fondamento. Allora mi domando, è possibile con un atto amministrativo qual è un DPCM che nella mente di Conte e di Speranza andava tradotto in dovete pensarla come me e non decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha la forza di regolamento amministrativo e niente di più, però in forza di un DPCM, violando o quantomeno mettendo in discussione diritti costituzionalmente rilevanti, nessun giudice amministrativo ha sentito il dovere di intervenire? Eppure esposti ne sono stati prodotti. Ecco, allora è questa asimmetria del giudicato e asimmetria del giudicante che mi preoccupa, perché la riforma Nordio, che secondo me è una riforma all'acqua di rose, che comunque pone il tema della separazione delle carriere, non incide su queste altre magistrature che, mi pare di aver capito, si sono messe in testa di essere il grimaldello, o se preferisci la siringa di morfina, per imbalsamare l'azione amministrativa del governo. Ma se un esecutivo viene imbalsamato nella sua azione amministrativa, che cosa ci sta a fare? Esattamente, è una democrazia bloccata. Ma la domanda è: possibile che la politica tutta, per semplici ragioni di bottega e di schieramento, non avverta la pericolosità di un atteggiamento similmente messo in atto? Ma io ti vorrei ricordare che la politica... E poi si lamentano che siamo un paese dove gli investimenti stranieri non arrivano, dove c'è un problema di crescita bloccata, dove è difficoltoso fare impresa, eccetera, eccetera, eccetera. Ma domando, ma se voi foste un imprenditore della Thailandia e vi venisse detto, sì, puoi andare a investire in Italia, ma può esserci che c'è un TAR che la mattina si sveglia e nonostante voi abbiate tutte le autorizzazioni del comune, del ministro, eccetera, eccetera, può, immaginandosi un perimetro di contingenza del danno,
o di ineluttabilità del disagio affermare che voi quell'investimento lo tenete fermo per 10 anni. Secondo te chi ci viene a mettere i soldi qua sopra? Nessuno. Ecco, allora, quando io sento tutti questi discorsi nei talk show televisivi sull'Italia ferma, l'Italia che non va, gli investimenti che mancano, mi chiedo, ma di questo pezzo di realtà del paese chi se ne occupa? Ma sai, Carlo, il problema di fondo è che c'è stato uno solo che, quando in questo paese i giudici facevano tintinnare le manette e quando andavano in giro gli gridavano forza Di Pietro, bravo Di Pietro e tutto il resto, c'è stato uno solo che ha osato sfidarli, ed è stato Bettino Craxi. Bettino Craxi che ha fatto la fine che ha fatto. Bettino Craxi, che è stato un grande statista, che possa pensarne l'italiano medio che dice ladro, ladro. Lascia stare. Ecco, però gli andava bene quando... Ladro, però poi quando arrivavano le paccate di rubli che grondavano sangue degli oppositori del regime sovietico, quelle però andavano bene, dai ragazzi, appunto, quindi quello lì, che è stato l'unico che si è alzato in piedi e ha detto no scusate non ci sto, è finito a morire da solo ad Hammamet, e ancora là sta quello lì, ma è stato l'unico che aveva visto il pericolo e aveva detto scusate, vediamo di dare una scossa d'orgoglio alla categoria e di ricordare che chi scrive le leggi, chi decide è la politica, non è la magistratura. La magistratura Guarda, è chiamata a farle rispettare, che è un'altra cosa. Mi fai venire in mente che questa stessa posizione, ovviamente in maniera molto più sfumata e con minor presa sull'opinione pubblica e anche forse con un po' meno di coraggio, l'ha avuta Giovanni Toti, quando Giovanni Toti dice io non ce l'ho con i magistrati, ce l'ho con la politica. Infatti ha ragione Toti, ne ha da vendere. E ha ragione. E fammi sottolineare anche un'altra circostanza che io trovo, come dire, abbastanza aberrante. Ma può il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati opporsi a che in questo paese si celebri la giornata per le vittime dell'errore giudiziario, dicendo questo lede la nostra onorabilità? Ma la domanda è la giornata che chiede scusa a gente come il sardo tenuto in galera 38 anni, a Enzo Tortora, a Enzo Tortora che c'è morto, a un altro che è tenuto in galera per 21 anni, al senatore del PD indagato per 5.000 giorni e poi prosciolto. Già. È come posso dire, è la giornata che chiede scusa a questa gente, a generare discredito alla magistratura, o sono gli errori che la magistratura ha commesso a porre in discussione la solidità della magistratura? 10 secondi Vai. E seguiamo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Le 19 minuti e 40 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna e Carlo Cambi per questa puntata numero 900 di Zoom. Appunto, ci si può sentire indignati per una giornata per ricordare le vittime degli errori giudiziari? Io dico di no. Sarebbe come se l'ambasciatore tedesco dicesse: sapete, voi la giornata della memoria non la potete celebrare perché a noi tedeschi ricordare che alcuni nostri parenti di terzo, quarto, quinto grado hanno organizzato i lager nazisti ci dà fastidio. Ma perché? Infatti. Ma perché? Ma e soprattutto perché non si leva dal paese, maggiormente dalla sinistra,
sempre così attenta a difendere giustamente il diritto d'espressione e di critica, non si leva una cosa che dice: ma scusate un attimo, voi non siete l'Associazione Nazionale Magistrati? Sì, allora vi dovete occupare delle carriere, degli stipendi, punto. Il resto ci pensiamo noi. Allora mi chiedo, te mi direi, ma perché mi fai tutti questi discorsi oggi? Perché è la puntata numero 900 e perché mi pare di vivere oggi, che è il 2024, gli incubi che vivevano i nostri nonni agli inizi del Novecento. Mi sto sentendo rattrappire il senso civico. È vero. E se ci pensi bene, è l'unico antidoto che tu hai e alle dittature e alla protervia dello Stato. Se mi posso permettere, quel senso civico è anche lo stesso senso civico che dovrebbe appoggiare questo governo e soprattutto che dovrebbe mettere in grado questo governo di sconfiggere i sindacati come fece la Thatcher contro l'arroganza dei sindacati, perché io non posso accettare che in una repubblica democratica fondata sul lavoro un leader sindacale intanto si permette di dire che bisogna fare la rivoluzione sociale, perché significa dare al primo cretino capace di procurarsi una pistola, l'idea che diventerà un eroe. E non è vero, non c'è nessuna rivoluzione da fare in Italia. La seconda cosa, io non posso accettare che realtà tipo appunto Landini o sindacati così proclamino scioperi generali vantandosi di adesioni del 75%, quando dal parabrezza della mia automobile io vedo più traffico degli altri giorni, perché c'è tanta gente che sta andando a lavorare a guadagnarsi pane, altro che scioperare. E infine, io non posso accettare che gli italiani sopportino qualunque sopruso, perché il diritto di sciopero è giusto, ma non si può abusare di un diritto, perché dopo diventa un sopruso. Non è possibile che negli ultimi 2 mesi, 3 mesi, abbiamo avuto scioperi a ripetizione nel trasporto ferroviario. Abbiamo avuto scioperi a ripetizione nel trasporto pubblico locale. È una follia. Anche perché, faccio un esempio banale, io per fortuna posso trasmettere da lontano, ma quando c'è sciopero... Come? Anch'io non mi devo spostare, ma domando, l'infermiera di pronto soccorso che deve prendere il servizio, che fa? L'infermiera, no, peggio ancora, l'infermiera di pronto soccorso che lavora in ospedale a Milano e ha una macchina che non è Euro 5, nelle giornate di sciopero si becca la multa lo stesso, perché il sindaco di Milano, Beppe Sala, mantiene in esercizio l'area B e l'area C, e questo io lo trovo veramente disdicevole. Ma è un'offesa al comune senso del civismo. Allora io non capisco perché gli italiani non abbiano questo sussulto di dignità verso il sopruso. E badate, non sto chiedendo di andare in giro con le pistole, basterebbe una marcia dei 40.000, come fu quella alla Fiat nel 1980. Ma prima o poi ci arriveremo. Perché... Cioè, è ora di un'altra marcia dei 40.000 che riduca l'arroganza sindacale, esattamente come è successo, come ha fatto la Thatcher negli anni '80 contro i minatori. Scusate, mi spiace dirlo, ma noi abbiamo ancora bisogno, di una Thatcher. Sì. Che rimetta le cose a posto. Devo dire che io mi auguravo di averla eletta, ma insomma lasciamo perdere. Sì, invece vedo che insomma siamo molto inclini a farci lusingare dal politicamente corretto, ma lasciamo perdere. Comunque sempre meglio così che accettare le risatine della signora Merkel, che oggi per la biografia si pente di averle fatte,
e di quell'altro corrotto fino al modello che si chiamava Sarkozy, che aveva anche un ulteriore demerito, quello di accoppiarsi con Carla Bruni, non si capisce con quali doti, ma insomma, detto questo, noi abbiamo oggi un problema serissimo di modernizzazione del paese che non può essere fatta se non facendo tabula rasa di queste liturgie populiste, queste sì populiste, che non hanno nulla a che fare con la difesa dei diritti. Perché? E voglio tornare per un attimo a questo pronunciamento del TAR, che secondo me è aberrante. Qui non viene messo in discussione il diritto di sciopero, perché Salvini non ha detto non dovete scioperare. Esatto. Ha detto, secondo me, 4 ore di sciopero sono sufficienti a segnalare la vostra protesta sacrosanta e intoccabile e sacra, ma sono quel limite temporale che non incide sui destini degli altri cittadini. E poi bisogna che ci mettiamo d'accordo anche su una cosa. Quando gli operatori del trasporto pubblico vengono sottoposti a sanzioni, a licenziamento, a possibilità di licenziamento, che cosa si invoca ogni volta? Che essendo operatori di un servizio pubblico essenziale devono avere, come è giusto che sia, una serie di guarentigie che li pone al riparo da, diciamo così, forme di pressione padronale, tra virgolette, tali da metterli in condizione di non lavorare in maniera serena. Ed è giusto, giustissimo. Se uno si va a pigliare i contratti di lavoro di macchinisti, di operatori del trasporto pubblico, vedrà che c'è tutta una serie di ammortizzatori della fatica che sono perfettamente legittimi, il motivo per cui una volta uno voleva fare il pilota dell'Alitalia per qualsiasi motivo e nessuno accettava di fare il pilota della Ryanair, poi alla fine gli è toccato andare tutti alla Ryanair perché l'Italia è chiusa, ma a parte questo, perché c'è la garanzia del fatto che devi essere sveglio alla guida, non devi avere dei problemi, tutto è assolutamente tutto non legittimo, sacro santo. E fin qui siamo tutti d'accordo, direi. Ma se hai il diritto al trattamento particolare perché svolgi un servizio pubblico essenziale, avrai anche il dovere di farti carico di far funzionare un servizio pubblico essenziale, o no? Esatto. Vedi, io penso che se nelle scuole italiane si cominciasse a rileggere Mazzini, e lo dico in occasione del primo centenario della nascita di Giovanni Spadolini, che cadrà l'anno che sta per arrivare, non farebbe un soldo di danno leggere il testo di Mazzini, che non è intitolato I diritti e i doveri, è intitolato I doveri e i diritti. Questo è uno strano paese per cui i diritti parlano tutti, di doveri non parla nessuno. Se parli di doveri ti dicono che sei fascista. E sta cosa non è proprio, non è esattamente così. Vorrei che fosse chiaro. E siccome questa è una trasmissione che si dovrebbe occupare di economia, potranno dire i nostri ascoltatori e le nostre gentilissime ascoltatrici perché vi incaponite su questi temi che con l'economia apparentemente non hanno nulla a che vedere. No, hanno totalmente a che vedere. Perché vedete, assistevo prima ad un dibattito televisivo, mi pare c'era Platerotti, che ragionava dell'Italia, delle macchine, eccetera, eccetera. E Platerotti ha detto una cosa abbastanza ovvia. Se tu oggi esci dall'Italia, ma non è che devi andare negli Stati Uniti o devi andare... No, basta che vai a Praga, a Varsavia, fai tu.
a Edimburgo. Sì. Ti accorgi di uno stacco immenso, perché le metropolitane funzionano, le stazioni sono pulite, i taxi girano tranquillamente, magari sotto Uber, perché anche lì ci sarebbe da fare un ragionamento, ma chi l'ha detto che le licenze dei taxi debbano essere necessariamente contingentate? E le città hanno dei parcheggi, hanno degli scambiatori. Quando chiedi un'informazione hai un infopoint che funziona. Non è che devi stare a cercare la cella del telefono perché c'è la wifi gratuita ovunque. Non sto parlando, ripeto, del paese col PIL pro capite più alto del mondo, cioè il Lussemburgo o degli Stati Uniti d'America, sto parlando dell'Est Europa. Sì, certo. Che è uscita dal comunismo 30 anni fa. Esatto. La domanda è: ma perché io in Italia ho questa difficoltà di cittadinanza? Ecco, quando poi vedo i pronunciamenti come quello del TAR di oggi, mi do una spiegazione e mi girano le scatole. E mi dico: sì, certo che qui non vengono a investire né Uber, nelle reti telefoniche, nelle reti telematiche. Certo che ho la metropolitana di Roma che ha le stazioni tutte bloccate, che ha le scale mobili che non funzionano, ma tu devi vedere le scale mobili della metropolitana di Baku. Sì. Ti sembra di stare sulla rampa di lancio dell'Apollo. Tu hai mai preso la metropolitana a Piazza di Spagna Come no? a Roma? Cioè, Piazza Come di no? Spagna. Sì, sì. Costo delle abitazioni al metro quadro 40.000 euro. Non vanno mai. C'è la sporcizia alta 3 dita. Allora la domanda è: ci vogliamo occupare della manutenzione del paese e vogliamo stringere anche i buloni di questo lassismo rispetto all'impegno del servizio pubblico, dei servizi pubblici? Vogliamo farlo? Perché il sindaco Sala, nella tua città, a Milano, predica le zone C, le zone B, le biciclette, i parcheggi a peso per i SUV, ma poi c'è il corvetto. Esatto. Ma poi c'ha le case occupate. Poi dice: ma è colpa dell'Aler? No, Topolino, perché c'hai anche tu un patrimonio demaniale. E il Pio Albergo Tribuzio da chi dipende? E tutta una serie di altre cose che riguardano Milano da chi dipendono. E il fatto che tu abbia fatto 75 chilometri di piste ciclabili del tutto fuori legge, che oggi devi chiamare un esperto che ti dice come si fa a fare i muretti per far andare la ciclabile. Te lo immagini te il muretto a Corso Buenos Aires che divide la carreggiata con i parcheggi che stanno tutti alla destra della ciclabile? No, no, no. Ecco, se volete sapere cosa c'entra tutto questo con l'economia, ve lo spiego. Che questo paese ha un tasso di crescita costantemente inferiore ai paesi dell'ex-est europeo. Costantemente. Che arriveremo a una crescita quest'anno, se va bene, dello 0,6, e il prossimo anno la crescita stimata dell'1,1-1,2 sarà forse dello 0,5. Ma tutto questo perché? Perché abbiamo un'ossidazione dei meccanismi di funzionamento pubblici spaventosamente non rimossa, e chi prova a rimuoverla sbatte la faccia contro il contropotere giudiziario. Ecco, questa è una lezione di economia. E credo che non ci sia altro da aggiungere, peraltro, a quanto stai raccontando e a quanto stai illustrando, perché Credo purtroppo che andrebbe fatto un monumento
a Matteo Salvini perché ha il coraggio di sfidare questo ordine costituito, e a Giancarlo Giorgetti perché porta il peso di questa necessità di compromesso continuo sui conti, che io sono convinto che un altro al posto suo a questo avrebbe detto: sapete che nuova c'è, fate voi. Perché fare la finanziaria nelle condizioni in cui è stato costretto a farla Giancarlo Giorgetti, con i vincoli europei che sono totalmente astrusi, lasciami dire che oggi la Lagarde ha dato la prova assoluta della sua inconsistenza personale e della assoluta incapacità dell'Europa di avere un protagonismo economico. Ma tu, a fronte della Svizzera, dico la Svizzera, che taglia di mezzo punto il suo tasso di sconto, che in questo momento la Svizzera ha il tasso di sconto più basso in assoluto, e gli svizzeri campano di investimenti finanziari, vorrei che fosse chiaro, a fronte di una frenata dell'economia spaventosa, a fronte del fatto che continui a raccontare che forse quando arriva Trump ci mettono i dazi, apro parentesi, noi sono 20 anni che paghiamo i dazi alla Germania e un giorno vi spiegherò come funziona sta faccenda. A fronte di tutto questo, perché da Berlino ti dicono non liberare le altre economie perché noi stiamo nella cacca e non abbiamo bisogno che non ci nascano concorrenti a sinistra, diciamo così, fai un taglio dello 0,25. Quando hai l'economia americana che viaggia a una velocità 4 volte superiore alla tua, vi rendete conto che stiamo dentro una gabbia dove c'è qualcuno che comanda e tutti gli altri obbediscono, e che questo che comanda ha portato la barca in secca, ma dobbiamo far finta che non sia vero? Sì, ma poi diciamoci anche un'altra cosa. In questo momento, se io guardo all'Unione Europea, la Francia è un paese che politicamente parlando non sa nemmeno più chi sia, è morto, visto che fino alla prossima estate elezioni non ce ne saranno. Macron non è in grado di rabberciare un governo, quindi ne vedremo di numeri da qua a giugno che Dio solo lo sa, e va bene. La Germania è un paese... La signora Le Pen, segnalo che la signora Le Pen nell'ultimo sondaggio ha il 38% e stacca di 14 punti il primo concorrente. Ma io mi auguro che arrivi all'80%, perché se no fanno come l'altra volta. Finirà anche come in Romania. Sì. E se quindi, chi non gli piace non va bene. Ecco. Altro tema del quale nessuno ha discusso. Appunto. Quindi la Francia è un paese che in questo momento è politicamente morto, o quantomeno vogliamo dire ibernato, ipnotizzato, quello che volete. La Germania ha un'economia che francamente, cioè, mo ci vuole la battuta di Aldo Giovanni e Giacomo, il mio falegname con 30.000 lire la faceva meglio. Cioè, hanno un'economia veramente che non sanno manco se sono vivi pure loro. Sono due paesi che hanno, uno ha un presidente che veramente non sa nemmeno se è vivo, e peraltro uno che ha scempiato e stuprato una realtà come Notre Dame de Paris, 900 anni di chiesa ridotta allo stendardo del macronismo per far vedere che lui lascia la sua impronta a Notre Dame, come tutti gli altri presidenti francesi che hanno sventrato Parigi per lasciare segno al passaggio. Probabilmente è lucido. Scholz, uno che politicamente parlando, se mi candido io mi fanno cancelliere in Germania, con tutto che non sanno nemmeno chi sono io, cioè non mi hanno mai visto manco in faccia. Ora, due morti politici che camminano così, due paesi che sono ridotti così, e l'Italia che aspetta a diventare capoclasse di questa Europa? L'Italia ci sta approvando onestamente, la Meloni ci sta approvando però con aria felpata. Il tema qui è, ma il patto di stabilità che è stato approvato non è totalmente anacronistico? Sì. E quel patto di stabilità che è fondato sull'idea tutta tedesca che il rigore sia la via maestra, non è la causa del decadimento del potere d'acquisto di tutti gli europei, perché guardate che è una cosa che riguarda ovviamente a grandezze diverse, ma riguarda tutti gli europei. E non è che
quello che dice Draghi, apro parentesi, che ha un carico di responsabilità sulla situazione presente spaventoso, ma una cosa è come la canzone di De André, no? Visto che non è più in grado di dare cattivo esempio, stavolta da buoni consigli, ma quando Draghi dice metteteci 800 miliardi all'anno di investimenti, altrimenti l'agonia che è già cominciata all'Europa vi porterà all'obitorio, ma dice una puttanata o dice qualcosa che sta dentro la realtà? E io dico che miliardi, chi li dovrebbe cacciare? Chi li dovrebbe cacciare? E come dovrebbe funzionare questa storia? Dovrebbe funzionare che la signora Germania comincia a fare i conti con se stessa e con gli errori che ha commesso e in qualche modo li rifonde, no? certo. Dovrebbe cominciare a ragionare sul fatto che, per esempio, i danesi, che si vantano di essere i più verdi, i più green, i più bravi e che hanno impiantato le fabbriche di latte artificiale e di carne stampata in 3D, ieri l'altro hanno dovuto annunciare che 3 gare per costruire nuove pale eoliche e gestirle sono andate deserte. Ma perché sono andate deserte? Perché tutti si stanno rendendo conto che il costo di accumulazione delle energie rinnovabili è talmente rilevante che quel business senza sussidi è un business che non sta in piedi. E allora domando, tutta questa architettura falsa dell'Europa, non è forse il caso di sottoporla a verifica e di smontarla e rimontarla, se è del caso di smontarla una volta per tutte? Ma se dici queste cose qua, passi per eretico. Eretico? Allora te la pongo io la domanda. Trump ha detto chiaro chiaro, o buttate i soldi dentro la NATO e contribuite o io me ne esco. Allora, questa Europa come pensa di difendersi eventualmente da Putin? Lì, fra l'altro, c'è un altro tema molto preoccupante. Visto che tra l'altro saremo tra i garanti della sicurezza ucraina dopo la guerra, perché si comincia a parlare anche di questo, di tenere 200.000 uomini mobilitati. Ma prima o poi quella roba lì dovrà finire, non so bene come finirà, ma dovrà finire, no? Ma vorrei far osservare questo, che se l'Europa non si sveglia e non mette lì i soldini, e Trump effettivamente diminuisce il suo impegno all'interno della NATO, c'è un signore che si chiama Tayyip Recep Erdogan, che ha il secondo esercito della NATO, e che fa una sera con la giacchetta occidentale e la sera dopo col caffetano islamico. Sta facendo una politica di aggressione spaventosa. In Siria, se c'è qualcuno che in questo momento comanda veramente, sono i turchi. I turchi stanno cercando disperatamente di sostenere i Propal per mettere a tacere Israele, perché Israele è il loro vero competitor in quell'area. Certo. I turchi stanno facendo da ponte fra l'Iran e Mosca e contemporaneamente hanno chiesto l'adesione ai BRICS, come sapete è quell'organizzazione dei paesi, chiamiamoli non alleati, comunque contrari all'Occidente e molto dipendenti dalla Cina, e però mantiene la sua primazia all'interno della NATO. Allora la domanda è, l'Europa si rende conto di questo o no? O c'è qualche tedesco che ancora pensa che bisogna portare la Turchia dentro l'Unione Europea, Turchia alla quale hai dato a quest'oggi 6 miliardi di euro perché ti tenessero buoni i migranti, mentre all'Italia gli dici becca di chiunque passa? Perché anche questa è l'Europa. Certo. Allora, questo dibattito è possibile produrlo? O dobbiamo farlo tu ed io, Antonino, come se fossimo dei carbonari di 200 anni fa, con la minaccia che il plotone di esecuzione Papalino ci passi per le armi immediatamente appena ci becca? No, dobbiamo farlo noi due, purtroppo. Dobbiamo farlo noi due, purtroppo, perché... Però io mi auguro che a forza di farlo, io e te, quelli che ci ascoltano, che hanno la bontà di ascoltarci, questi interrogativi se li cominciano a fare, e mi auguro che la Lega riprenda in parte il gusto dell'approfondimento dei temi di critica all'Europa, il che non vuol dire smontare l'Europa. No. Attenzione. Vuol dire
mettere in rilievo ciò che non va per correggere, esatto, e avere una vitalità di proposta che consente il cambiamento. Giusto? Questo mi sembra sacrosanto. Non è che se una cosa non funziona va distrutta, cambiamola. Cambia. Anche La perché tua Alfa Romeo noi non siamo andava gli e tu hai inglesi. cambiato il motore, no? Mi pare chiaro. Anche perché noi non siamo gli inglesi che dall'Europa se ne sono andati perché gli inglesi hanno la possibilità di guardarsi i fatti loro nel mondo in altro modo. C'hanno ancora quella cosetta che si chiama Commonwealth, non è che c'hanno proprio... Sì, appunto, c'hanno ancora l'impero sotto mentite spoglie, senza dimenticare tutta l'anglosfera, quindi Canada, Nuova Zelanda... E senza dimenticare il fatto che tutti gli arabi di questo mondo portano i quattrini a Londra. Appunto. Ergo, sì, pure a me piacerebbe l'Italexit, ma l'Italia non può farla, per cui no, ma io non parliamo di queste cose. Non sono neanche un profeta dell'Italexit. Tra 2 minuti andiamo in pausa, non ti preoccupare. Io non sono neanche per l'Italexit, sono per, rispondendo alla domanda che mi hai fatto tu, sì, pigliare la leadership in questo momento di debolezza degli altri dell'Europa per cambiare l'Europa mantenendola in vita. Esatto. Ma per porre questo argomento, può continuare questo limbo? Possiamo scegliere di diventare una confederazione di stati, che sarebbe la via breve e forse preferibile? Sì. Oppure lavoriamo veramente alla costruzione degli Stati Uniti d'Europa, ma lavorare alla costruzione degli Stati Uniti d'Europa significa debito comune, economia comune, fisco comune, esercito comune, difesa comune. Lingua comune. Lingua comune. Faccio notare che noi in Europa parliamo inglese, che è una lingua di un paese che non fa parte dell'Europa. Certo, ma è la lingua del mondo. Ma sono d'accordo con te, ma allora la mia diversità europea dove sta? Che dobbiamo fare? Dobbiamo imparare il tedesco? Ma perché no? Ma parliamo francese? Ma io saprei cosa bisognerebbe parlare in Europa, ma... L'esperanto? Il latino, cacchio! Lo so, ma... Te piacesse, diceva qualcuno. Te piacesse? Sì, che per la mia... Perché poi allora se dobbiamo parlare latino mettiamo anche la capitale a Roma. Ma perché il re normanno o il re carolingio, quando hanno rifatto il Sacro Romano Impero, gli atti li scrivevano in latino? Perché? Erano passati... Perché era la lingua dell'impero. Era la caduta dell'impero romano. La lingua dell'impero. Questo è un'albagia da vecchio studente del liceo classico, però detto questo... Siamo in due. Però voglio dirti, sicuramente noi un tema di come costruiamo l'identità europea se lo dobbiamo porre se andiamo verso gli Stati Uniti d'Europa, oppure facciamo una cosa molto più semplice, la confederazione degli stati, mettendo in comune quello che avevano fatto i padri fondatori con i patti di Roma, cioè creiamo solo un mercato comune. Esatto. E poi vabbè. 10 secondi di pausa, torniamo subito, che poi ti voglio chiedere una cosa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Allora, alle 19:31 minuti e 38 secondi in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna e Carlo Cambi al microfono con voi per questa puntata numero 900 di Zoom. Allora, Carlo, tra i nostri argomenti di stasera ci sarebbe anche Stellantis. Io però faccio una breve osservazione. Io ho visto arrivare il re di Spagna, Felipe VI, al Palazzo del Quirinale. Felice Sesto. Felipe. Felice, noi un po' meno. Sì. Gli hanno steso il tappeto rosso, c'era la banda che suonava, un'accoglienza in grande stile come solo noi sappiamo fare, tutto molto bello. Piccolo particolare. Qualcuno ha aperto la maniglia dello sportello dell'automobile. L'automobile è un Audi. Ora, nel Palazzo del Quirinale
sede della Presidenza della Repubblica Italiana, nel momento in cui ci sono dei cristi, tra l'altro, che stanno lottando in tutti i modi per continuare a lavorare con Stellantis, nel momento in cui Stellantis manda via quel fenomeno di Tavares e chiama imparato a cercare di raccogliere un pochettino i pezzi, nel momento in cui si discute su quale sarà il futuro dell'automotive in Italia, possiamo accogliere il re della Spagna facendolo scendere da un Audi? Perché non ce n'è 4 porte nel garage del Quirinale? Non ci sono vetture italiane nel garage del Quirinale? Ma per quale motivo? Vorrei capire, se Felipe va a Berlino al Bundestag, lo fanno scendere quindi da una Maserati probabilmente, domando per un amico, o lo fanno scendere da una Mercedes? O da una macchina comunque tedesca? Ma ti faccio questo che tu dici è, come dire, una specie di epifenomeno, mettiamola così, no? Ma c'è qualcosa di molto più triste. Io continuo a sentire il PD che accusa il governo di aver tolto i 4 miliardi e 600 milioni dal fondo automotive e che questo avrebbe accelerato la crisi. Premesso che è una stupidaggine di proporzioni enormi. Ma perché il governo italiano non fa ciò che dovrebbe fare? Chiama il signor Elkann e gli dice: scusa un attimo, vieni un po'. Quanto ti abbiamo dato? Ecco, allora noi vogliamo tante azioni del gruppo Stellantis per tutti i soldi che ti abbiamo dato. Pretendiamo di nominare 2 membri del Consiglio di amministrazione. Certo. Che però ne capiscano di automobili, certo. non 2 trombati messi lì per fare numero. Amore mio, guarda che noi di manager che capiscono come si fa industria siamo pieni. Non lo so, però ti ricordo che l'Alfa Romeo se la sono mangiata con sto criterio a suo tempo all'Iri, dopo l'Uraghi. Ti ricordo anche che la famiglia Agnelli, quando ha pescato Ghidella, ha fatto la qualunque per mandarlo via. Ti ricordo anche che quando è morto il povero Marchionne, dalle parti di Villar Perosa non hanno pianto. Decisamente perché a loro di fare impresa, di fare industria, dal senatore Giovanni Agnelli, numero 1, quello fascista, non ne ha più fregato nulla. Da dopo Valletta. Non so se vi è chiaro che quando Romiti entra al vertice della Fiat comincia la finanziarizzazione spinta. Sì. Quindi voglio dire, Marchionne stava riciclando la Fiat come industria automobilistica e ci stava pure riuscendo. E stava pure riuscendo anche perché con FCA aveva preso un morto che camminava Chrysler, l'aveva rivitalizzato, aveva riaperto il mercato statunitense. Tu che sei un alfista sai meglio di me che con l'arrivo di Marchionne l'Alfa Romeo aveva riaperto le concessionarie in America che gli Agnelli avevano chiuso. C'era un piano da 400.000 vetture Alfa Romeo vendute nel mondo ogni anno. Ecco, allora parliamo di questa roba qua. Detto tutto questo, il governo italiano dovrebbe dire: io sono stanco di cacciare dei soldi e di non contare nulla, anche perché, cosa che sfugge ogni volta, nel gruppo Stellantis il governo francese ha una percentuale di circa il 7%, ma ha una serie di, chiamiamole golden power, che gli consentono di indirizzare gli investimenti del gruppo. C'è chi sta addirittura pensando che questa crisi si può risolvere pigliando Renault e facendola entrare dentro Stellantis, il che significherebbe che il socio di maggioranza di questo se la statalizza è lo Stato francese, perché la Régie Renault è partecipata al 33% dallo Stato francese. Esatto, è parastatale, come era l'Alfa Romeo al tempo dell'Iri. Domanda: possiamo continuare ad assistere a questo dibattito del tutto asfittico sul perché le auto costano troppo, perché l'elettrico, perché... No, il ragionamento è un altro. Noi ci siamo fatti fare, grazie alla sinistra, sudditi di un gruppo
che di fare industria non gliene frega nulla tranne che a Maranello, punto. Faccio un'altra domanda: ma come si può risolvere una crisi nazionalizzandoli, che vede la vendita di circa 1000 Ferrari al mese e di 100-500 elettriche al mese? Come si fa? È Allora, evidente. tutta la prosopopea del salviamo i posti di lavoro, mettiamo a posto le fabbriche, sono tutti discorsi inutili. Qui l'unico discorso da fare è, uno, andare a Bruxelles e dire: sulla storia delle auto, dei motori endotermici, facciamo tabula rasa, non ce ne frega più nulla, continuiamo a inquinare, non ce ne frega niente. Esatto. 2, smettiamo di far diventare di fare la corsa che ha fatto la Fiat, cioè la Fiat, gli Agnelli, di finanziarizzare le automobili facendole costare sempre di più. Io vorrei ricordare che il successo delle automobili è incatenato su 3 personaggi. Uno purtroppo era Adolf Hitler, che inventa la Volkswagen e che mette la macchina sotto il sedere di quanti più tedeschi possibili. Si chiama Volkswagen, che vuol dire la Auto macchina del popolo. Okay. Secondo, il signor Ford, che in America con la tipo C fa un'automobile che un operaio americano si poteva comprare con meno di un anno di stipendio. Ok? Terzo, il signor Giovanni Agnelli, senatore del fascismo, che inventa la Fiat come fabbrica di utilitarie, tant'è vero che nella storia della Fiat ci sono 3 modelli diventati icone che si chiamano Topolino, 500 e Panda, ok? E per vendite anche la 1. E infatti o la arriva 127. poi un signore che si chiama Ghidella, che inventa l'utilitaria un pochino più di lusso, che è la 1, leggermente più confortevole, leggermente, ma sempre utilitaria, tant'è vero che poi gli vanno dietro la Peugeot con la 105, eccetera, 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 eccetera. Bene, questa storia industriale dagli Agnelli, anzi dagli Elkann, è stata buttata via e avendo finanziarizzato l'impresa hanno fatto diventare la macchina un bene di lusso, tant'è vero che vendono molte meno macchine ma distribuiscono molti più utili, perché la marginalità su ogni pezzo è diventata folle al punto che a un certo punto il mercato ha detto: sapete che c'è, ve le tenete. Certo. Ma lo sapete quanto costa una utilitaria elettrica cinese in Cina? Quanto costa? 12.000 euro. Quanto costa la 500 elettrica? 30.000. 32.000. Se questo è il contesto, mi dite come si salva chi? Non c'è niente da salvare. Allora, l'unica cosa da fare è quello che si fa col computer. Spingi il bottone reset. Ci siamo sbagliati, si riparte da zero. Ma se si riparte da zero e servono anche investimenti pubblici, a quel punto chi ha sbagliato? No, statalizziamoli. Perché ritorniamo alla storia dell'Alfa Romeo. Sì, ma ci mettiamo, ti ripeto, gente come Luraghi, no il trombato di turno. Quando Prodi obbedisce a Gianni Agnelli e gli dice: non farmi entrare la Ford, Gianni Agnelli ha chiaro che cosa ci vuol fare con l'Alfa Romeo. Ci vuol fare l'Alfa Sud. Cioè vuole inventarsi una scusa per far finta di sviluppare il Mezzogiorno e puppare soldi dallo Stato da mettersi in tasca. Io credo che se fosse entrata la Ford, non solo il destino dell'Alfa Romeo sarebbe stato diverso, ma il destino della produzione di automobili in Italia sarebbe stato diverso. Fateci caso. Gli Agnelli hanno lavorato ad acquisire tutti i marchi per essere l'unico produttore di auto in Italia, azzerando tutte le diversità di modello.
non so se vi ricordate com'era segmentato col mercato. L'auto sportiva si chiamava Alfa Romeo, l'auto della alta borghesia o dell'alta aristocrazia si chiamava Lancia, l'auto del popolo si chiamava Fiat, l'auto dei ricchissimi si chiamava Maserati, l'auto degli sportivissimi e ricchissimi Ferrari. si chiamava Ferrari. Parentesi, Alfa Romeo, Maserati e Ferrari erano 3 gradini della stessa scala, perché Esatto. dove finivano le Alfa grandi cominciavano le Maserati più piccole, e poi quando arrivavi al top Maserati iniziava Ferrari. Ok? Tant'è vero che quando Ferruccio Lamborghini inventa la Lamborghini, in dispetto al Drake, dove si piazza? Su un segmento superiore a Ferrari. Certo. Perché gli altri erano già scanditi dal mercato in maniera esemplare. L'idea di finanziarizzazione del prodotto portata avanti da Romiti che cosa fa? Compriamo tutto, di fatto facciamo un monoprodotto, a parte la Ferrari, un monoprodotto che ci consente di, utilizzando il passato del valore dei marchi, di lucrare su prodotti che hanno però tutti la stessa origine. Questo processo portato all'ennesima potenza ci ha fatto arrivare ad oggi, e l'unico che prova a interromperlo recentemente è Marchionne, il quale Marchionne appunto veniva maledetto dagli azionisti. Perché Marchionne gli aveva spiegato una cosa fondamentale: io distribuirò dividendi quando il ciclo industriale consentirà la distribuzione di dividendi. Esatto. Allora, se la situazione è questa, mi spiegate Landini, che peraltro non ha mai parlato male degli Elkann, essendo proprietari degli unici giornali che lo sostengono, che ci fa davanti, lui e la Schlein, che ci fanno davanti ai cancelli di Pomigliano d'Arco? Che ci fanno? Ci fanno una cosa con cui pigliano un giro gli operai. Ecco, questa la parata è una ci faccenda fanno. che tu puoi risolvere, ed ecco che l'Europa diventa uno spartiacque: o ti fa male o ti fa bene. L'Europa è la sede dove dire ragazzi, abbiamo scherzato sul Green Deal e stiamo scherzando sull'automobile, perché se non è così il governo italiano deve fare una cosa sola: chiamare i cinesi e dire venite a produrre in Italia. Appunto. Ci auguriamo che questo non accada. Anch'io me lo auguro, però a mali estremi e estremi rimedi, ragazzi. Noi abbiamo un problemino, abbiamo dai 100 ai 120.000 posti di lavoro che possono saltare in un anno, non so se è chiaro. Ecco, e invece dovremmo raddoppiarli quei posti di lavoro. Appunto. Va bene. Grazie come sempre. Direi che concludiamo degnamente questa puntata. Grazie come sempre alla tua presenza. Grazie a te. Con te voglio ringraziare tutti quelli che ogni settimana danno il loro contributo, ogni giorno della settimana a questa trasmissione. Chi lo ha fatto in passato, voi tutti. Insomma, perché se no non ci arrivavamo sicuro a questo traguardo. Poi a maggio, se Dio vuole, arriveremo a quota 1000, ci inventeremo una grande festa, perché a sto punto credo che sia giusto fare anche una grande festa. Vedremo che cosa ci inventeremo. Carlo, grazie. Io il vino lo porto, il resto lo dico. Beh, mi pare chiaro. Carlo, grazie a te. Ciao, grazie a tutti voi. Noi chiudiamo qui e ci salutiamo con Francesco De Gregori, Viva l'Italia del 1979, perché noi che coltiviamo il vizio e la memoria ricordiamo l'Italia del 12 dicembre, le 17 vittime innocenti di Piazza Fontana. Mai dimenticarle, sono parenti di tutti gli italiani per bene. Grazie ancora, buona serata e ricordate per la 900ª volta che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Carlo Cambi e Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.